Nel weekend della sfida al vertice in Serie A anche la prima categoria C scalda i motori con il big match tra capoliste San Cipriano e Sori appaiate a 16 punti. San Cipriano sempre vittorioso in casa con porta inviolata, Sori zoppicante lontano da casa, una sconfitta a Moconesi e un pari a Pontedecimo nelle ultime due trasferte. Il San Cipriano affonda subito, è il terzo, Carlevaro centra per occhi pinti a tu per tu con il portiere, ma il riflesso di Bassi è però pazzesco. Sori che rischia di partire ad handicap, restando però ancorato a questa prodezza dell'estremo difensore. L'avvio sgommante dei padroni di casa viene breccato già al nono con Lubiano che impacchetta la marcatura di Rossin per la testa di Vinciguerra. La frustata dell'Ariete è fuori portata. I padroni di casa cercano di riprendere il comando delle operazioni con questa percussione di occhi pinti. Il destro del fantasista scuola Sandoria non è abbastanza preciso. A questo punto è divenuta ormai costante la pressione dei biancazzurri. Ci vuole un altro intervento di Bassi per neutralizzare il piazzato di Carlevaro. Bassi che si esalta per l'ennesima volta al 20° su uno sganciamento di Deodato presentatosi a tu per tu. In azione di rimessa al Sori rischia di capovolgere la storia del match. È il 28° e Lubiano elude l'uscita di Lorusso apparecchiando per la testa di Quaglia. Troppo timida la sua battuta a porta sguarnita. Proprio Quaglia a ridosso del riposo inverte le parti e cerca il tocco di Vinciguerra che arriva con qualche istante di ritardo. L'ultimo segnale di allarme arriva però all'ultimo respiro con la spingardata dalla distanza di Zanardi bonificata in angolo da Lorusso. Il film della ripresa filmata e montata da Enrico Figos parte dal vantaggio del San Cipriano. Al minuto 11 Ivaldi affonda sulla sinistra per Vassallo, la cui conclusione viene respinta da Bassi. Il tap-in del vantaggio sotto misura è autenticato da Rossin. Al colpo basso però il Sori risponde in appena 7 minuti. Il corner di Konnov trova la testa di Zanardi che sfrutta il blocco di Vinciguerra schiacciando indisturbato. I ritmi dopo il botte e risposta si assestano sino al 27° quando la triangolazione Rossin occhi pinti Rossin porta alla conclusione dell'ex Borgorati stoppata dall'intervento di Bassi. E ancora una triangolazione a liberare il San Cipriano in area, è sempre occhi pinti a vestire i panni del rifinitore per Vassallo. Mostruoso l'intervento di Bassi che salva il pareggio. A ridosso dei 3 minuti di recupero concessi dal signor Bonanni, il San Cipriano in inferiorità per il doppio giallo rimediato da Tosa sfiora la vittoria, ma la testa di Deodato sul piazzato di Rezquai centra il montante. Si conclude con un pareggio, una gara che ha visto il San Cipriano condurre le operazioni e il Sori agire di rimessa. I biancazzurri, padroni di casa, però si sono dovuti arrendere di fronte a 4-5 interventi dal peso specifico assai elevato del portiere ospite Bassi.